Allora noi siamo in diretta, sono le 8 e 9 minuti primi, il nostro amico Paolo è andato a lavorare, era veramente ammirato dalla signora Carlo Magno, la chiamiamo così in nome insomma di Iacovitti, non so se vi ricordate la signora che in borsetta aveva un pezzo di acciaio, un'incudine e con quello insomma prendeva a borsettate i truffatori e i malandrini che volevano scipparla. Di fatto è una vicenda simile che leggiamo sul giornale di Vicenza, una signora molto anziana di 92 anni che è riuscita a sventare una truffa. Vicenza, la nonnina lo ha tenuto impegnato, truffatore arrestato grazie ad una 92enne, ne parla Valentino Gonzato che si occupa di cronaca sul giornale di Vicenza, pagina 16, pensava di venire a prendere i soldi a un'anziana e invece sono stata più furba di lui, ha detto, nonostante i suoi 92 anni portati a meraviglia. Attilia Immigrati Saterini è stata più scaltra di chi ha provato a farle credere che un suo parente era nei guai e ha sventato la truffa, la solita truffa del truffatore che dice ma tuo figlio, tuo nipote è nei guai, c'è bisogno subito di tot mila euro per tirarlo fuori dalle peste, ma invece è una truffa, naturalmente. Lei è riuscita a prendere tempo e intanto sono arrivate le forze dell'ordine e hanno arrestato in flagranza di reato il personaggio. Brava la signora Attilia, a lei diamo il premio signora Carlo Magno di Iacovitti. Perfetto. Con noi intanto presentiamo l'ospite Michele Tittonel, coordinatore di Vicenza di Indipendenza Veneta. Buongiorno Michele. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora Michele, insomma è un fatto, questa è sicurezza, una signora del genere vuol dire che c'ha ancora la testa, insomma è riuscita a fargliela al truffatore. Sì, diciamo che c'è sempre da imparare dagli anziani, ne sanno sempre una più di noi sicuramente. Questa è fantastica. Allora, vediamo un po' la prima pagina del giornale di Vicenza. Abbiamo visto che la foto è dedicata a Beppi De Marzi, che riceverà dopo 60 anni dalla composizione di Signore delle Cime l'onorificenza dal Presidente della Repubblica Mattarella di Commendatore della Repubblica. Il Commendatore delle Cime, questo è il titolone, si vede un Beppi De Marzi che sta dirigendo un coro. L'onorificenza appunto arriva dopo molti anni, però dovuta, insomma, se ne parla nelle pagine della cultura, Nicoletta Martelletto che lo intervista, mentre sul Corriere della Sera ne parla Gian Antonio Stella, l'autore ignoto più celebre del mondo. Secondo Gian Antonio Stella è proprio lui, Beppi De Marzi, perché questa canzone Signore delle Cime è una canzone veramente internazionale, nata però proprio dalle nostre cime vicentine e venete. Michele Titonello. Quale luogo può ispirare meglio delle nostre montagne, dei nostri paesaggi? Non a caso il Veneto è la prima regione italiana per turismo, nonostante non ci sia il Vaticano, che sappiamo quale mole di turisti porti, per il resto, cioè, nonostante questo appunto il Veneto è comunque la prima regione italiana, con le sue meraviglie. Sì. E qui c'è proprio la storia di un amico morto in montagna che è diventato immortale in questa meravigliosa canzone che abbiamo suonato tutti sicuramente. Io mi ricordo alle medie il professore di musica delle medie che ce la faceva eseguire con il flauto addirittura, poi la si cantava anche in parrocchia e così via. Insomma è una canzone famosissima. Allora intanto abbiamo rotto il ghiaccio Michele, con Michele Titonel, coordinatore di Vicenza di Indipendenza Veneta. Adesso una canzone e torniamo tra poco. Nuovamente in diretta, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, 8 e 16 minuti primi, Francesco Brasco al microfono, siamo qui alla pasticceria Secco in Borgo Scroffa a Vicenza. La Voce dei Berici, il settimanale diocesano, apre con Non è più la stessa Italia, quindi con un commento sul voto dei direttori della Voce dei Berici e del direttore della Difesa del Popolo di Padova, Guglielmo Frezza, proprio sul voto, sui cambiamenti che sono avvenuti nell'elettorato anche del Veneto per quanto riguarda. È nata la Terza Repubblica, viene titolato a pagina 3, Non è più la stessa Italia. Questo è l'articolo dei due direttori. Un paese spaccato a metà per quanto riguarda appunto il centrodestra che ha vinto
a nord e il 5 Stelle di fatto a sud. Abbiamo visto anche l'arte di Giovinazzo, questo articolo che scrive Marino Smiderle, caporedattore del Giornale di Vicenza, sul Giornale di Vicenza di oggi, in taglio basso della prima pagina, in cui racconta una cosa incredibile, e cioè che a Giovinazzo, in provincia di Bari, molte persone si sono presentate al comune il giorno dopo la vittoria dei 5 Stelle chiedendo già il reddito di cittadinanza presso i CAF, no, i CAF locali, scusate, non presso i comuni, ma presso i CAF locali, chiedendo già di essere nelle liste per avere il reddito di cittadinanza. È una cosa, direi, che qua da noi, caro Michele Titonella, Michele Titonella è nostro ospite, coordinatore di Vicenza di Indipendenza Veneta, insomma, non lo so, io non ci andrei. Diciamo che è una cosa completamente contraria a quella che è la cultura veneta e probabilmente segna un'ulteriore spaccatura in quella che è la cultura derivante dalla storia di popolazioni completamente diverse. Un Sud Italia sempre sotto un regime monarchico e a cui si contrappone una realtà veneta fatta di piccola e media impresa e quindi di una forte autonomia ricercata dal singolo, non solo a livello amministrativo. E c'è questa idea dell'assistenzialismo che insomma purtroppo resiste a lungo e fa male allo sviluppo del nostro paese e ai nostri conti in generale. Non lo so, bisognerebbe rendere tutte le regioni autonome in modo molto forte, applicare quel federalismo che obbliga anche a una grande responsabilità i governanti delle singole regioni e delle singole province e dei singoli comuni. Chiaramente il Movimento Indipendenza Veneta si è sempre battuto e sempre si batterà a favore del decentramento del potere. Un esempio è stato il referendum dello scorso ottobre sull'autonomia che Indipendenza Veneta ha fortemente appoggiato, collaborando anche con la Lega stessa sul territorio, e ricordiamo che è un referendum partito comunque dalla legge 16 del 2014, scritta da Indipendenza Veneta e poi approvata dal Consiglio regionale. Sì, beh, ci sono stati diversi partiti poi che hanno partecipato alla scrittura di questa, del centro di area di centrodestra, insomma la scrittura di questa legge che poi ha avuto appunto, è stata attuata proprio con il referendum, che insomma è l'unico caso in Italia, un referendum in cui i veneti hanno votato, più del 50% dei veneti ha votato proprio per l'autonomia, ricordiamolo, più del 50%, nemmeno in Lombardia è successo, no? Di avere questa maggioranza schiacciante. Assolutamente, questo probabilmente fa decadere anche quel filone padano che aveva messo in piedi la Lega. Invece la popolazione ha detto no, c'è una realtà che è il Veneto, c'è un'altra realtà che è la Lombardia, meno propensa per storia, perché non è mai stata nazione, a differenza del Veneto che lo è stato per molti millenni. Eh sì, sicuramente per 1000 anni sotto la Serenissima, ma era già la 10ª Reggio prima. Allora ci fermiamo con un po' di musica, poi torniamo in diretta sempre con Michele Titonella di Indipendenza Veneta. Siamo in diretta, eccola qui la musica dei piattini di una pasticceria, di un bar, è questa la musica che vogliamo sentire tutte le mattine. Siamo qui al bar pasticceria Secco in Borgo Scroffa a Vicenza, sono le 8:31 primi, venerdì 9 marzo. Francesco Brasco al microfono, con me Michele Titonella, coordinatore di Vicenza per Indipendenza Veneta, che sicuramente avrà un ruolo, immagino, nelle comunali di fine maggio qui a Vicenza, immagino. Diciamo che da tempo il nostro movimento ha preso la linea di avvicinarsi il più possibile ai cittadini, alle tematiche, alle problematiche dei cittadini, per cui Indipendenza Veneta sicuramente sarà all'interno delle liste che si presenteranno per l'elezione del nuovo sindaco della città. Certo, e intanto avete anche denunciato una cosa veramente incresciosa che sta avvenendo a Vicenza sulle rive dell'Astichello, discarica sull'Astichello, ricorso contro il comune, l'argine a rischio, la curatrice fallimentare ha impugnato l'ordinanza, l'area non è ancora stata ripulita e ora incombe il pronunciamento del TAR sullo smaltimento dei rifiuti. Ci sono 67 tonnellate, mi pare che sia a nord dell'ospedale San Bortolo, dell'area dell'ospedale, 67 tonnellate di materiale di derivazione edilizia, ma in parte anche chimico. Si accede da una laterale di via Mora, no, su a nord verso le scuole, insomma la zona delle scuole.
tra l'ospedale e le zone delle scuole. Ecco, voi siete intervenuti, avete denunciato insieme come Indipendenza Veneta, insieme a Siamo Veneto, questa situazione veramente incresciosa. Esatto, ci siamo imbattuti proprio passeggiando in quella zona, è una zona veramente maltrattata, se mi passa questo termine, perché sulla sponda sinistra dell'Astichello abbiamo questa discarica dove una persona o un animale entrando può farsi del male perché non c'è nessuna rete di protezione, ci sono sostanze chimiche vicino ad un corso d'acqua. Siamo ancora ben dentro purtroppo alla vicenda dei FAS, che sappiamo quanto male stiano facendo, e non ci sembra il caso quindi di aggravare ulteriormente le situazioni delle nostre acque. Inoltre sulla sponda destra del fiume c'era un progetto con delibera comunale e progetti già realizzati di creazione di un parco dell'Astichello, una zona bellissima che nulla avrebbe da invidiare probabilmente a Parco Querini. E purtroppo la situazione è una situazione completamente di stallo, non c'è nulla di quel parco che sarebbe dovuto nascere, e se non purtroppo la presenza delle solite immondizie, delle solite discariche. Questa così capisco che è una vicenda nella quale la burocrazia vince, perché in realtà il sindaco avrebbe anche fatto un'ordinanza per dire via tutta sta schifezza da questa zona dell'Astichello, ma la curatrice fallimentare ha la possibilità di fare ricorso, quindi ha impugnato questa ordinanza e tutto rimane lì. Probabilmente l'azienda fallita o fallenda non riesce ad avere le risorse per smaltire questi rifiuti speciali, diciamo, si chiamano così. Esatto, questo articolo parte proprio dal fatto che a seguito della nostra prima segnalazione il sindaco Variati si era espresso con un'ordinanza intimando di liberare la zona entro 30 giorni. Scaduti 30 giorni purtroppo ci siamo trovati nella situazione di non solo non aver visto la zona ripulita, ma abbiamo la presenza di ulteriore materiale. Incredibile, ed è qui a 2 chilometri da dove siamo qua, noi da Borgo Scroffa, è vicino a zone abitate, sottolineiamolo, siamo in una laterale di via Mora, incredibile, se ne parla a pagina 12 del giornale di Vicenza, questa cosa va assolutamente risolta e bisogna superare la burocrazia perché qui ne va della salute dei cittadini, a mio avviso. Cosa dice Titonel? Assolutamente sì, e tra l'altro anche l'impatto visivo che si ha, se qualcuno ha l'occasione di passare in quella zona, si vedono chiaramente decine e decine di terrazzi di condomini limitrofi che si affacciano su questa discarica, quindi credo che veramente non siamo chissà dove, siamo a Vicenza, siamo nel cuore di un comune da 113.000 abitanti, credo sia una cosa vergognosa veramente. E l'apertura della cronaca di Vicenza, guarda caso, parla di ricicleria itinerante nei quartieri. Abbiamo queste iniziative, diciamo, che sono di esempio, no? Molto avanzate, e poi ci ritroviamo la discarica sotto il balcone di casa, incredibile. Su questo noi diamo un po' lo spazio alla new hit, alla musica, e torniamo tra poco. Allora, proseguiamo con l'edicola di Radio Vicenza, con me qui alla pasticceria Secco in Borgo Scroffa a Vicenza, Michele Titonel, coordinatore vicentino di Dipendenza Veneta. Abbiamo visto la bella iniziativa che hanno realizzato scoprendo una discarica a cielo aperto, denunciandola, perché purtroppo i cittadini l'avevano vista ma purtroppo non sapevano cosa fare. Veniamo invece alle prime pagine del giornale di Vicenza con il titolone che dice: dopo il voto, governo spunta l'ipotesi Zaia. Mattarella lancia un appello alla responsabilità, c'è un'alternativa a Di Maio Salvini, cioè sarebbe Zaia, il nostro presidente della regione del Veneto. Berlusconi pensa al governatore del Veneto come premier, niente primarie invece per Renzi. Però su questo argomento, di cui si parla a pagina 2 del giornale di Vicenza, su questo argomento si parla anche sul Corriere del Veneto, che invece intervista Giovanni Viafore, intervista Maroni, l'ex presidente della Lombardia,
che dice Zaia Premier ora no, ma ha comunque un futuro. Se ne parla a pagina 2 del Corriere del Veneto. Ovviamente i temi sui giornali sono tantissimi, stamattina stiamo facendo una scelta. Governo Maroni boccia l'idea Zaia, questo non è il suo momento. L'ex presidente della Lombardia dice unica ipotesi è Salvini, Forza Italia sconfitta e basta. Invece nella seconda pagina del giornale di Vicenza, vediamo se riusciamo ad aprirlo, benissimo, Renzi non farà le primarie, Berlusconi lancia Zaia Premier, il Cavaliere farò tutto per garantire un esecutivo, la Lega teme una nuova legislatura di larghe intese. Questo, però insomma perdere Zaia, Titonella, per noi è un po' un dramma, o no? Beh, allora, c'è da dire che sicuramente il percorso di questi anni del governatore poteva presagire ad una sua collocazione poi a Roma. L'interessato ha sempre negato e vedremo ora, di fronte a questa nuova proposta post votazioni, come si muoverà, che decisione prenderà poi il suo partito, dato che comunque non sarà una decisione sua personale. Che dire, così insomma è nell'aria sta notizia, vediamo cosa succede, si dice anche Lotti attacca i dirigenti del Partito Democratico, altra notizia sempre nell'ambito politico verso il governo del paese, non si può fare finta che sia colpa di uno solo, anche questo sul PD, non so se Titonel vuol dire qualcosa su Renzi, sulla disfatta del PD. Beh, probabilmente la disfatta di chi si è schierato contro i temi vicini alla gente. Beh, vediamo anche sul nostro territorio la posizione fatta dal PD a livello, per carità, nazionale, contraria a quello che è stato il referendum sull'autonomia, ad esempio. Diceva in precedenza Di Maio si apre la Terza Repubblica. Beh, forse una Terza Repubblica che si sta aprendo però sugli stessi principi sbagliati delle prime due, con promesse elettorali impossibili da realizzare, con cittadini che votano poi un simbolo indicante un'ipotesi di Salvini Premier e poi vediamo che viene rimescolato tutto post votazioni, quindi non so, forse le premesse non sono le migliori nemmeno per questa Terza Repubblica. E soprattutto è inquietante il sussidio della discordia, lo chiama così il giornale di Vicenza a pagina 2, in Puglia e Sicilia in coda ai CAF per il reddito di cittadinanza. Ma se non c'è ancora la legge, cosa cavolo vi mettete in coda? Decine di cittadini si informano sull'assegno promesso dal Movimento 5 Stelle. Non c'è ancora la legge, capito? Avete capito? No, chissà se ci ascoltano giù al sud, ma ci fermiamo qua. Adesso un po' di musica, ritorniamo tra poco per i saluti con Michele Titonella. Bene, allora siamo in diretta 8:50, sempre qui dalla pasticceria Secco in Borgo Scroffa. Ringraziamo Alessandra e Marzia che ci hanno portato il caffè e le paste e noi concludiamo con Michele Titonel, coordinatore vicentino di Indipendenza Veneta, che ringraziamo molto per essere stato con noi sul tema del comune di Vicenza. Si va verso le comunali e il Corriere del Veneto a pagina 10 titola un articolo di Gianmaria Colicelli: comunali, Fratelli d'Italia accetta, uniamoci ma no a nomi imposti. Quindi Fratelli d'Italia, che aveva sostenuto fino ad ora Francesco Rucco, accetta un discorso di mediazione con Forza Italia e Lega, a quanto pare, no? Quindi Gherardi di Fratelli d'Italia di Vicenza dice a quel tavolo devono esserci anche le liste civiche e quindi c'è un avvicinamento, sembrerebbe. Invece per quanto riguarda il giornale di Vicenza, a pagina 15, un articolo di Roberta Labruna titola il leader veneti di Lega e Forza Italia dicono Mantovani non si tocca. Il candidato Fabio Mantovani, avvocato, già presidente dell'Ordine degli Avvocati, non si tocca. Da Re, che è segretario del Carroccio Veneto, c'è un patto tra gentiluomini, l'Azzurro Paroli, anzi si chiama così, le politiche non cambiano, il quadro locale, ma tra i forzisti c'è chi ha dubbi comunque. Nei giorni scorsi la Lega Cittadina e il capogruppo Veneto Finco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, hanno rivendicato la scelta del nome anche su Vicenza. Michele Titonel, come la mettiamo e voi cosa farete?
Beh, allora intanto sul tema del centrodestra sembra evidente il peso che hanno avuto le elezioni di domenica scorsa. Una Lega che non ha mai probabilmente riscosso un tale consenso, in questo momento ovviamente va a bussare alla porta degli teorici alleati e a reclamare una posizione più di spicco anche a Vicenza, come già ottenuto a Treviso. E per quanto riguarda Indipendenza Veneta, proprio per i temi che dicevamo prima, di essere vicini ai cittadini, sta dialogando con tutti, perché l'indipendenza vuole essere una cosa trasversale, non di una certa fascia politica, e lo vediamo in altri luoghi d'Europa. Di conseguenza... Viene in Catalogna, diciamolo chiaramente, insomma in Catalogna c'è tutto lo scibile parlamentare che è indipendente. Assolutamente sì, e soprattutto se guardiamo i movimenti indipendentisti, lì sono addirittura di sinistra. Situazione probabilmente impossibile qui, ma forse perché il Partito Democratico in Italia rappresenta un qualcosa di diverso rispetto a quella che è la sinistra europea. E quindi dicevo, si dialogherà con tutti ed andremo ad appoggiare quei programmi che riterremo maggiormente vicini ai cittadini vicentini. Benissimo, grazie a Michele Titonel per essere stato con noi questa mattina, coordinatore vicentino di Indipendenza Veneta. Ci fermiamo qui per ora, adesso spazio alla reclama, poi c'è il GR nazionale, il traffico del nord-est e successivamente torneremo con lo sport per parlare del Vicenza Calcio di Cuore Biancorosso, la trasmissione di Luisa Nicoli che sarà stasera alle 19, dalle 19.05 e poi della diretta da Trieste che ci sarà domenica. Intanto lo spazio alla regia, salutiamo Michele Titonella. Saluti a lei e a tutti i suoi ascoltatori.